mi chiamo Franco Baudino e sono d'Elvo, ho stato 3 anni, sono sempre vissuto a Elvo, dicevo al Pavio finché mi sono. E noi in cui siamo la casa della Meridiano, la casa del bosco, ma la chiamiamo qui d'Elvo perché avevano il museo di Pel, il negozio, un piccolo negozio. Elvo è nella Valmairo, è navalato tra la Valmairo e la Valvaraccia, ma è in can la Valmairo. Sconfinendo la Valvaraccia, lo creste San Michele e poi a 6 è là. E le rive più basse sono a 1350, le 2 rive più alte sono 1820 e ha 29 rive. E in botti dal 900 aveva 1300 e passo abitanti, aveva anche a Trento. E allora una particolarità che a parte, che aveva conoscenza parte dal 1930, qualcosa che sino a conoscenza che aveva già commerciante di Pel, non so ben re. E hanno lavorato in Pel per sempre, mia madre lavorava fino all'estanto. Tutti i miei della mia famiglia erano tutti cavier, sia dal canto di mia madre che dal canto di mio padre. E giravamo al Veneto, lo fraile dal mio Rai Peté, che era dal 1949, era a Parma. In Caibia da visito, Baudino Costanzo, negoziante capelli umani. Avevamo fatto questo museo, in questo caso che lo chiamiamo a città, avevamo attrezzato tutte le spolveire, tutto, ma lavoravo i peli in botte. E sì, lavoravo, diciamo, la maggior parte delle famiglie lavoravano tutti i peli. Ci aveva della gente che aveva magari 15-20 figlie e anche donne che facevano così, avevano proprio il libretto paga. Stemma con di peli. Con di peli sì, aveva pochi che facevano le parrucche, chi che facevano le parrucche era un foro, di sì. Tutti commercianti grossi, era un foro. A chi mandavano con i peli a lavorare, sì. E poi mandavano giù mai via, finì. Io avevo il primo lavoro, perché de peli aveva 2 qualità. I cavalli dal pento, lavoro, si dice in gergo di cavier, lavoro, e gli altri peli che tagliavano direttamente dalla testa, no? La cupo, che lo chiamiamo la cupo. E il lavoro donava lavoro, alla fine aveva dei scarti, ma restava un bie, ma gli altri peli, ma aveva tanto scarto e donava più lavoro. Quindi il primo lavoro, sciarpire, cioè districare. Il secondo lavoro, brustiare, passare sui naute ferri. Il terzo lavoro, tirare, sporche, in pulito. Dopo aver tirato, facevano le bestie, come si dice, le ciocche, poi li lavavano. A lavare si chiama voltare. Mi avviso che mia madre sgavava fino all'anello d'oro perché buttava il savone di Marsiglia e sodo. Quindi tutte le mani rovinate, correva a finire di fare quel lavoro. E poi sbattivo in laigo, e poi a chi corre sbatte in laigo, le teste e le cue vanno buttate tutte insieme. Perché poi sono meschiai per a teste e le cue, ma tu mai sbattivi in laigo, apre allora il tatto dal dè e da corsia non via la testa, cioè lo bulbo. E allora i viravano e buttavano tutti insieme. Corre aveva un voltà, cioè lavavano bot, e rilavavano, daigo e savuma. E poi stendevano qui, ma stendevano i bagaggi, si in fila e si era su lei. Apre tiravano una bot e facevano il turno le bestie, come si dice, le bestie insieme, e quando erano finite le teste, cioè i bulbi, venivano tagliati i stuserini, perché servivano a niente. Però servivano mai per lavorare il pelo, buttare tutti insieme, perché donde la cua è più sottile, donde il bulbo è più spesso. Per quando venivano finiti di lavorare, tagliavano, rirasavano bene i stuserini, ed erano pronti, buttavano in una caixa e spedivano turno. Gli arrivava delle saccate di burro da lavorare, non piara alla posta boiase, portavano, sì, lavoravano un quintale per. Sì, la gente viveva del son che produceva, praticamente erano quasi autosufficienti. L'unica cosa che mancava a noi sì che si trovavano le castagne e la polenta, a cui dovevano accettare fuori. Di fronte erano autosufficienti perché avevano i panatier, avevano i ferrier, avevano chi che facevano la telo, e la gente si piantava l'olin, si piantava lo ciarbo, tutto per uso personale. E a chi che erano onesti più abili facevano con questi mezzi da bosco, facevano i mobili. Appresi aveva le squadre che i reseaire, che si dice i segantini, i reseaire che tal tempo che avevano i grossi lavori della campagna, di sta d'autunno e primo, a chi avevano le squadre che reseavano più, facevano le poste.
le posse e gli assi, no?